Bentrovati amici, oggi parliamo di un argomento un po' delicato, di cure palliative, ma purtroppo sappiamo quante sono le famiglie che in maniera diretta o indiretta hanno dovuto affrontare questo argomento e lo faremo con il dottor Orazio D'Antoni, al quale do il benvenuto. È il responsabile dell'Hospice Giovanni Paolo II dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Ma cosa sono le cure palliative? Lo spieghiamo fra pochissimo, ma lo vediamo anche con questo video. Anche se non è più possibile guarire, è il momento di sconfiggere insieme la paura e il dolore. Con le cure palliative, una rete di medici, infermieri, volontari e professionisti si prende cura del malato e assiste i suoi familiari per assicurare la migliore qualità di vita possibile fino all'ultimo, con calore umano e scienza medica. Ecco, un filmato brevissimo che però ci ha introdotto nell'argomento. Palliative viene da pallium, quindi come mantello, no? Esattamente, vogliamo spiegarlo ancora meglio cosa sono le cure palliative? Certo. Le cure palliative sono una serie di interventi non tanto terapeutici, ma quando di prendersi cura del paziente nella sua globalità. Nel senso che non curiamo più l'organo, perché ormai quella fase purtroppo è finita, ma curiamo la persona nella sua interezza e soprattutto i parenti, i familiari. E questo è il significato delle cure palliative. E stando lì accanto e curando quello che è possibile curare, ma non purtroppo per non farlo guarire, perché altrimenti sarebbe stato in un altro reparto. Quindi è un'attività di accompagnamento, è un'attività, le cure palliative, di vicinanza, ecco, al paziente nell'ultima fase della sua vita. Quindi è un prendersi in carico non solo del paziente che in quel momento sta attraversando il momento forse più doloroso e problematico della sua vita, ma anche quello dei familiari che vedono soffrire il proprio genitore, zio, figlio, e nulla possono fare se non sperare appunto in questo... nel rendergli la qualità di vita per quello che è possibile, migliore, nel miglior modo possibile. Infatti l'obiettivo è il benessere del paziente, ma anche dei familiari e soprattutto dei familiari. Ma quindi come? Li prendete in carico psicologicamente? In che modo? Ci prendiamo in carico il parente e soprattutto il paziente. Il caregiver, che è una formula nuova di dire il parente prossimo, ecco così, che si occupa della salute, dell'assistenza del paziente, con un'equipe multidisciplinare. L'equipe multidisciplinare è formata ovviamente, oltre da medici, infermieri, OS, anche da psicologi, musicoterapisti, fisioterapisti, dietisti, l'assistenza religiosa e spirituale, fondamentale in questa ultima fase. Noi gli creiamo, ecco, il benessere, ma soprattutto il sintomo, diciamo, principe, che è quello che purtroppo accade quando ci sono pazienti con queste prognosi infausti, è il dolore. E noi attuiamo la terapia del dolore, fondamentale. Peraltro, molti cittadini non lo sanno, c'è una legge, che è la legge 38 del 2010, che obbliga gli ospedali a utilizzare dei criteri per combattere il dolore, ma non solo nei reparti hospice, ma soprattutto in tutti gli altri reparti. E questa è una legge che stabilisce i cosiddetti ospedali senza dolore, che molte volte, ahimè, non è rispettata. E stanno arrivando già i primi messaggi al 342 7455 005, qualcuno commenta: purtroppo la burocrazia non ci aiuta perché di tempo ne serve così tanto che il povero malato muore. Ecco, ma chi decide
quando, come andare in hospice, e la famiglia deve dare l'ok, oppure la famiglia può decidere io tutto questo lo voglio fare a casa, si può? Certo che si può, perché noi abbiamo due tipi di assistenza, abbiamo un'assistenza domiciliare e l'assistenza in hospice. I parenti del paziente possono tranquillamente decidere dove assistere il paziente, ma molte volte abbiamo parecchi problemi nell'assistenza domiciliare. Vuoi per disagio familiare, vuoi per una carenza all'interno di spazi, vuoi per presenza anche di bambini, vuoi perché il paziente purtroppo è solo. Allora a quel punto si ricorre ovviamente all'hospice. Chi decide? Decide ovviamente le condizioni del paziente, o il medico di famiglia, o l'oncologo medico che lo segue, o un altro medico nei reparti di medicina che seguono questi malati, che poi noi attraverso un colloquio con i parenti, perché spieghiamo esattamente che cos'è l'hospice, perché purtroppo molti parenti vengono con l'ansia o la voglia di... Stiamo vedendo delle immagini, questo sì, è proprio, si è visto intanto una sorta di soggiorno, questo è il corridoio, ma si è visto anche un soggiorno. Si è visto anche il soggiorno, quindi la tisaneria, è un ambiente che cercate un luogo di incontro, ecco, di festa, di dialogo con i parenti, con l'attività del volontariato, che è fondamentale, l'attività del volontariato nei nostri hospice. Noi abbiamo dei bravissimi volontari che fanno compagnia, che organizzano delle attività con i parenti e i pazienti stessi. Ecco, questo vedete, questi sono 12 posti letto. Ecco, questo volevo chiedervi, ma i posti letto sono sempre sufficienti oppure... Purtroppo non sono sempre sufficienti, di questo poi col suo permesso dirò qua. Questa ad esempio è una stanza, ecco, questa è vuota per non ovviamente rispettare la privacy. Le persone sono singole, nelle stanze singole? Sono stanze singole con il bagno in camera, il televisore, il frigo, il telefono, eccetera, e soprattutto una cosa fondamentale, una poltrona a letto o un lettino, dipende dalle stanze, per il paziente che vuole stare con il proprio familiare. Col proprio familiare. Abbiamo la possibilità di fare rimanere il familiare anche di notte, ma dico di più, io ho avuto richieste anche da parte di alcuni pazienti per portare nelle stanze gli animali di affezione, cioè il cane, il gatto. Noi consentiamo anche questo perché il rapporto con gli animali di affezione è fondamentale, con la pet therapy ad esempio, che noi utilizziamo e lo consentiamo. Quindi questo sempre per sottolineare come non è solo un prendere in carico e non far sentire il dolore, ma proprio cercare di accompagnare il più possibile da tutti i punti di vista la persona che purtroppo ha ricevuto una diagnosi infausta, quindi sa che via via le sue condizioni peggioreranno, che non ci sono più cure possibili per lui e quindi la fine, diciamo, è prossima, non certo nel giro di pochi giorni, si può trattare anche di mesi. Può stare con i familiari che possono accedere in struttura in qualunque momento, H24, non ci sono gli orari come di solito ci sono nei reparti altri. Purtroppo abbiamo avuto delle restrizioni col Covid, ma è chiaro. Adesso sono libere da mezzogiorno in poi, non perché non possono andare, perché nelle ore prima del mattino facciamo la visita, l'igiene, la colazione e così via, però fino alle 21:30 possono visitare i propri congiunti e poi rimane chi desidera passare la notte col proprio parente. Sì, qui questo è il criterio. Ci hanno mostrato ancora qualche blick qualche immagine. Stavamo parlando appunto delle strutture, quindi a Catania, città, 12 posti letto, poi in provincia... In provincia abbiamo un altro hospice che è a Caltagirone con 8-10 posti letto, ma il problema vero, fondamentale, se mi permette, è questo: esiste un decreto ministeriale, il numero 77,
finanziato con i soldi del PNRR. Beh, sapete che cosa contiene? A parte vabbè, tutta una strategia per i malati fragili, ma c'è anche un capitolo per i malati terminali, per le cure palliative. Bene, allora c'è la possibilità, la legge dice che ogni 100.000 abitanti possono essere realizzati da 8 a 10 posti hospice e più un'unità di cure palliative domiciliari. Noi siamo in una fase ancora di transizione, mi auguro che questi soldi, queste risorse del PNRR vengano spesi bene, soprattutto nelle cure palliative per la loro parte, perché in quel caso noi possiamo migliorare la qualità della vita e dare benessere a questi pazienti e soprattutto ai loro parenti. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante perché mandiamo la pubblicità. Nel frattempo vi invito, se volete partecipare a questa nostra discussione, ad inviare dei messaggi al 342 7455 005. Ci rivediamo tra pochissimo, continueremo a parlare con il dottor D'Antoni di cure palliative. A tra poco. Eccoci ritornati in studio, in diretta, stiamo parlando di cure palliative, lo stiamo facendo col dottor Orazio D'Antoni, responsabile dell'Hospice Giovanni Paolo II dell'Arnas Garibaldi Inesima di Catania. Stavamo dicendo che i posti letto ci sono, ma non sono sufficienti. A Catania l'Hospice del Garibaldi Inesima, a Caltagirone un altro hospice, eppure il PNRR ne prevederebbe, ci sono dei fondi che si potrebbero utilizzare per realizzare queste strutture, questi reparti, diciamo così delicati, così particolari, che anche dal punto di vista etico si prendono cura della persona, del malato, quando proprio non c'è più speranza, non ci sono più cure, però accompagnarlo dolcemente alle ultime fasi della sua vita e poi oltretutto prendersi cura anche dei familiari che stanno vivendo sicuramente un dolore. E quindi le richieste dei familiari quali sono? Le richieste dei familiari sono quelle ovviamente di avere il massimo comfort per il proprio congiunto e sono quelle di essergli vicino in questa fase con tutte le nostre, con la nostra equipe multidisciplinare. Quindi tutte le loro richieste noi cerchiamo ovviamente di accontentarle. Ecco, parliamo ora, c'è un lungo messaggio di una persona che è un po' polemica, ma che ci rimanda al personale. Ecco, sono sufficienti, perché noi parliamo di strutture che dovrebbero essere maggiori, eccetera, ma sappiamo quanto ci sia penuria di personale medico, infermieristico negli ospedali. Allora, come si fa? Allora, per quanto riguarda il problema dei medici è un problema serio e importante. Nel prossimo congresso nazionale della SICIP, cioè la Società Italiana di Cure Palliative, si parlerà proprio di questo. Dovete pensare che in Italia servono almeno 1.600 medici per le cure palliative, quindi parliamo di hospice, di cure domiciliari e così via. Sono appena 450, dati del Ministero, quindi sono dati ufficiali. E non parliamo neanche degli infermieri, perché praticamente ne servono 4.500, invece sono 1.500. Ma il problema degli infermieri è atavico ed è diffuso, diciamo, su tutto il territorio nazionale. Quindi se noi pensiamo ad esempio che in Italia ci sono in totale 307 hospice in Italia, dove sono per lo più dislocati al nord, il 52,9% al nord, il 27,4% al centro, solo il 19,6% al solito la Sicilia e il meridione siamo sempre purtroppo indietro, anche in questo. Soprattutto anche nelle reti di cure palliative, dove ci sono delle leggi molto importanti, parlo della 106 del 2021 ad esempio,
che obbliga le regioni ad attivarsi sulle reti di cure palliative ed è ancora in itinere questo, cioè ci stanno lavorando ma è in itinere. E poi anche un'altra legge importante che è la 197 del 2022, che sono le finanziarie, dove ti dice che entro il 2028 noi dovremmo prendere in carico il 90% dei malati neoplastici, dei malati terminali, con questa dei penuria malati di con prognosi medici. infausta, allarghiamo anche Ma io aggiungo di più, i medici sono pochi e si sa che non tutti possibilmente hanno piacere, non è forse così gratificante, questo non lo so. È una missione speciale quella del medico che lavora in un hospice. A proposito c'è un messaggio del dottor Paolo Caragliano, che lei ovviamente conoscerà benissimo, che è il dirigente medico dell'hospice, mio collega, del suo collega, e dice: per me è un onore fare questo lavoro e anche lavorare con lei, quindi grazie. È un onore per il dottor Caragliano fare questo tipo di lavoro, perché il medico, sappiamo, può andare a lavorare in diversi reparti, il medico di pronto soccorso sappiamo le problematiche a cui va incontro, ma anche in un hospice. Ecco, ci vuole una specializzazione particolare? Sto dicendo proprio questo, lei deve sapere che da un anno c'è la scuola di specializzazione in cure palliative in Italia, la sede in Sicilia è a Palermo, bene, è quasi deserta, ma anche in Italia, cioè su un certo numero di posti, credo un centinaio, sono stati coperti una ventina, una trentina. Perché si scelgono sempre le solite discipline, Ecco, cardiologia, endocrinologia. Il problema principale è anche culturale, perché noi siamo in una società che dobbiamo a tutti i costi guarire e allontaniamo da noi il pensiero che purtroppo un giorno non ci siamo più. E quindi curare anche questo aspetto, ecco, del fine vita è fondamentale, è importante. Se pensiamo che noi abbiamo tra ogni anno 450.000 540.000 persone malate con prognosi infausta che hanno bisogno di cure palliative, sa quant'è che arrivano alle cure palliative? Un terzo. Quindi è un problema molto serio questo che bisogna affrontare. Ma mi sovviene un'altra domanda. Ecco, quando un malato sta soffrendo molto e chiede ecco, quando si stabilisce che non si deve andare oltre con le cure, con l'accompagnamento? C'è un limite? Chi lo decide? Chi lo stabilisce? Il dibattito è accesissimo sul tema dell'eutanasia. Sappiamo che in Italia non è consentita, non è legale, immagino, sono certa che negli ospedali non si pratica. Però qual è il limite a quel famoso accanimento terapeutico di cui si parla molto? Noi non facciamo si chiama ostinazione irragionevole delle cure. Ecco. Noi siamo per la proporzionalità delle cure, non facciamo accanimento terapeutico, se no per le cose per le quali possiamo noi agire. C'è una legge che molti sconoscono, che è la legge 217, la 219 del 2017, che parla di disposizioni anticipate di trattamento, che parla di sedazione palliativa profonda, che parla di tutto questo. C'è un soggetto può dare le sue disposizioni anche attraverso, forse non lo sanno i nostri telespettatori, attraverso gli uffici comunali. Vai, non per forza deve andare dal notaio, e metti le tue disposizioni quando sei in vita, oppure quando sei affetto di una prognosi infausta, una patologia così invalidante che si sa puoi che... fare la pianificazione condivisa delle cure, che è prevista ovviamente in questa legge. Ma il problema, almeno dal mio punto di vista, è quello di allontanare le spinte eutanasiche. C'è stata una ricerca nell'Istituto Nazionale dei Tumori che le cure palliative hanno fatto diminuire drasticamente, proprio in maniera irrisoria, le istanze eutanasiche. Quindi una buona cura palliativa allontana queste istanze. Cioè il paziente non vi chiede per favore fatemi morire, ma continua... Devo dirle questo, che io in più di 10 anni che mi occupo di cure palliative, più di 10 anni, non ho mai avuto in hospice
istanze eutanasiche, perché siamo sempre con intelligenza e con le professionalità presenti nel nostro reparto intervenuti e siamo riusciti a farli allontanare con i loro parenti, ma anche con persone sole. Siamo riusciti ad allontanare quindi la buona cura palliativa è fondamentale. Dice il Papa, guarire se possibile, avere cura sempre, dice Papa Francesco. Certo. Ed è fondamentale, è un giudizio che lui dà, è una riflessione importantissima per la nostra attività. E poi allontanare anche questa cultura dello scarto, che se una persona non può più lavorare, è malata, i familiari se ne devono prendere cura, quasi quasi c'è questa cultura, dice ma a che serve? Combattere anche questo. Combatte anche questo. Perché, ripeto, noi siamo, l'ho detto prima, in una società dove pensiamo tecnologica e pensiamo alla guarigione. Tutti i nostri sforzi, giusti per carità, ma ci dimentichiamo poi che anche quei soggetti hanno bisogno di essere curati no, ma di prendersi cura. E quindi cosa accade? Accade che evidentemente la ricerca va altrove, no? Non va verso il benessere per il dolore, ad esempio, oppure per altre patologie che si manifestano nel fine vita. Quindi diventa una persona alla quale la ricerca, la scienza, il sentire comune non gli interessa niente. Dice tanto deve morire, quindi no, basta, diventa lo scarto. E questo apre maglie, diceva il Papa, su derive poi eutanasiche importanti. Certo, ma è mai capitato, è una mia curiosità, è mai capitato che invece qualcuno ricoverato in un hospice e poi invece in maniera così sia, non dico guarito, ma migliorato tanto da poter uscire? Guardi, ecco, o l'hospice è proprio l'ultima spiaggia, devo dirle, non si esce mai più? Un aneddoto che una volta è capitato con un signore, però devo dire che era arrivato con una prognosi sbagliata, poi alla fine abbiamo capito cos'è che aveva ed è andato via, diciamo. Ecco. Quindi per fortuna insomma, ci sono anche queste possibilità. Queste possibilità ci sono. Devo dire perché che in effetti chiaramente siete tutti dei medici che siete attorno a quel paziente e vedendo un po' il decorso, no? Quindi se vi accorgete che invece a margini di guarigione è chiaro che lo dimettete, anzi è una bella notizia che date bene, al paziente. C'era stato trasferito da altre situazioni, però poi siamo riusciti a fare diagnosi. Ma un'altra cosa che volevo dire, che è anche attuale, no? Nessuno lo sa, ma io lo dico, lo sappiamo noi addetti ai lavori, tantissimi pazienti donano le cornee, perché ad esempio una delle cose che in hospice si può fare è quella di donare le cornee. Quando si è in vita o quando si è morti? No, quando si è morti. O loro lo dicono quando rinnovano la carta d'identità e sono d'accordo per il prelievo degli organi, ok? Oppure noi molte volte convinciamo i parenti prossimi, e devo dire che la stragrande maggioranza delle volte sono d'accordo, e queste cornee, naturalmente con pazienti che ci sono certi criteri che vengono rispettati, e queste cornee poi vanno a Mestre, a Venezia, vicino a Venezia, ed è la Banca Nazionale delle Cornee, e poi distribuite ovviamente a chi non ha la vista, ed è un grandissimo atto d'amore che loro compiono. Il trapianto delle cornee. Il trapianto viene prelevo delle cornee, sì, certo, che viene fatto o a letto oppure in una saletta operatoria dai nostri oculisti. E la donazione di queste cornee che poi consentiranno in futuro il trapianto per chi potrà riceverle, chi può chiaramente essere compatibile con come un qualunque altro trapianto, immagino. Infatti. E sempre tornando ai familiari, perché non solo appunto il paziente, ma tutto ciò che ruota attorno a quel paziente. Abbiamo detto che date assistenza psicologica. Ecco, prendendo in carico anche i parenti, ovviamente. I parenti, ma ecco, qual è la necessità, dico, in cosa li accompagnati? Accompagnati all'idea che ci sarà questo distacco
Li accompagniamo all'idea che ci sarà questo distacco, ma iniziamo prima con l'umanizzazione delle cure. Noi abbiamo una best practice sulla umanizzazione delle cure, siamo stati anche menzionati in un concorso, diciamo così, di best practice in sanità dalla regionale, e c'è un protocollo di accoglienza da parte nostra. L'obiettivo è fargli vivere per quel che è possibile, in maniera più serena possibile. Come se fossero a casa loro. Come se fossero a casa loro. Noi gli diciamo ad esempio di portare le loro cose più vicine, no? I loro ricordi, una foto, di portare le cose, anche degli oggetti a cui sono loro molto attaccati, consentiamo, così come gli animali di affezione, di portarli nella loro stanza. Sì. E quindi anche i familiari, diciamo, possono vivere questo clima che non sia proprio strettamente ospedaliero, pur essendo in un ospedale, ovviamente. Abbiamo una avere cucina, la sensazione che... Abbiamo una cucina e loro possono, anche i parenti, cucinare per le cose che piacciono di più a loro. Gli consentiamo al di fuori della mensa, ecco così, delle cose che porta del pranzo, della cena, della colazione, quello che loro prediligono, naturalmente d'accordo con la nostra dietista che è da noi in pianta organica, come la fisioterapista e così via. Ecco, tutta una serie di cose per aiutarli in questo benessere e in questa accoglienza che è fondamentale. Quindi i medici sono oncologi, nutrizionista? No, i medici sono o con la certificazione regionale, oppure con diciamo, specialità equipollenti alle cure palliative. Quindi oncologi, radioterapisti, internisti, tutta quest'area qua. Più c'è la psicologa, più c'è la psicologa, più c'è la musicoterapista, la fisioterapista, l'assistente spirituale che è Monsignor Maieli, nostro assistente spirituale, e così via. Bene, il nostro tempo è praticamente concluso. Vuole dire qualcos'altro? Vuole lanciare un messaggio, non so, a chi ci sta seguendo? Beh, sì, mi piacerebbe lanciare un messaggio che, usando le parole di Cecil Sanders. Cecil Sanders era un'infermiera inglese che poi diventò medico, che ebbe l'intuizione di fondare il St. Christopher Hospital, dove lei si accorse che non combatteva più il dolore, diciamo, fisico, ma combatteva il dolore globale che è anche quello fisico, e fece questo ospedale per i malati terminali. E lei diceva una cosa, secondo me, importante, e diceva che la sofferenza è intollerabile se non importa a nessuno. Se a noi importa vedere che quel paziente è sofferente, e allora abbiamo l'obbligo di aiutarlo. Bellissima questa frase, la sofferenza è insopportabile se non interessa a nessuno. Quindi farsi vicini, prossimo a chi soffre. Grazie dottor D'Antoni. Grazie a lei, dottoressa. Grazie alla regia che ci ha assistito fin qui, e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito anche questa volta. Alla prossima.